invece vi presento gli ospiti di questa puntata. Per prima il Veneto, Pierangelo Del Giotto. Buonasera a voi. Buonasera, grazie. Buonasera. Andiamo avanti con l'autonomia. L'autonomia è maggiore libertà, ovviamente, no? È lapalissiano dirlo. No? Pierangelo Del Giotto è segretario di prima il Veneto. Lei è tra gli ottimisti a questo punto oppure no? Allora, mentre Pelasgo è uno scettico epidermico, io sono un scettico ragionato. Anche sulla base della mia storia, io nel 2009 ero l'unico assessore provinciale veneto nella cabina di regia del federalismo fiscale e demaniale e sappiamo tutti com'è finito. Al momento buono è venuto giù tutto perché il sistema non l'ha voluto. Tra l'altro poi io ho fatto 16 anni di militanza in Lega, poi espulso da Tosi che attualmente è senatore di Forza Italia. Questo è il paradosso della politica italiana, no? Quindi, vabbè. Poi siccome è stato espulso da uno che è stato espulso, per la teoria transitiva ho ragione io. Allora, si parlava di 48 passaggi. In realtà il primo passaggio è quello che rende nullo tutti gli altri 47 e mi spiego perché. I livelli essenziali delle prestazioni, che prima erano inseriti in un contesto, adesso sono la premessa per qualsiasi altra situazione. Perché ho detto che vengo dalla Lega? Perché mi trovo d'accordo con Ferrazzi, che era un nemico naturale in provincia. Quando ero assessore di provincia lui era un nemico naturale perché PD, perché ex vicepresidente della provincia, per 1000 motivi. Mi trovo d'accordo anche con la consigliera mi trovo d'accordo con Pelasgo. Tutto il percorso è fatto per non essere finito, perché poi, intanto se non ci riesce il LEP, che vanno determinati prima, io ero nella cabina di regia con i costi standard nel 2009, siamo nel 23, li hanno fatti i costi standard con la regione Reggio Calabria che non faceva il bilancio della sanità perché non aveva la contabilità scritta ma aveva la contabilità omerica, cioè quanto c'è in cassa? Boh, aspetta, sì, grosso, ecco così. Allora, se ammesso e non concesso che si superino i LEP, che non si supereranno mai perché qualcuno farà le barricate, perché per farli, perché io mi sono preso la bozza di Calderoli e poi me la sono corretta con gli emendamenti fatti dal Consiglio dei Ministri. Questa roba qua è acqua fresca, non passerà mai e se anche dovesse per un qualsiasi motivo passare, quando sarà il momento della maggioranza assoluta alle Camere non passerà perché non è destra e sinistra, è centro e sud. È successo già 2 o 3 volte nella mia esperienza, quando è il momento, una volta se n'è andato Fini al momento giusto. Voi vi immaginate con la Meloni che è una centralista sfegatata che dia l'autonomia al Veneto. È il momento giusto, la Meloni che è di Forza Italia, che è di, scusate, Fratelli d'Italia, farà catena con Luca De Carlo, che in questo momento è anche sindaco di Calalzo, che conosco personalmente perché frequento il paese, ma soprattutto farà catena con... Avete mai visto voi un... Onorevole, hai mai visto tu un onorevole veneto candidato al sud? Mentre io conosco molti onorevoli del sud candidati in Veneto. Quando è il momento buono ci sarà la solita lobby, centro, sud e nord. E quindi le maggioranze non saranno destra e sinistra, saranno sud e nord e vincerà ovviamente il sud per 2 motivi. Primo perché i collegi sono più piccoli e loro sono più numerosi rispetto a noi. Secondo, perché quando è il momento anche il senatore, il parlamentare eletto mi invento, dico Venezia, che tanto non ce ne sono così. Salvini eletto in Puglia, tanto per dirne una, visto che lei ha citato l'esempio. Va bene, dai. O tipo la Casellati, le faccio un altro esempio di un... Cioè forse deve un po' informarsi prima. Sì, guarda, sicuramente più... No, ha fatto 2 esempi, ma sì, forse va bene, ma ha hai fatto 2 esempi... Fanne di più banali, voglio dire, no? Parli di generali, parliamo di qualche caporale anche, no? Quindi, ecco.
Ne abbiamo esempi in Veneto, non preoccuparti. Quindi ripeto, se anche si supererà il problema di LEP, che è il primo dei 48 passaggi, perché prima era un passaggio, poi è stato detto... Sono 18 passaggi, 48 tu hai detto 48, no, avevo sentito 18, non cambia, anche se sono 3, anche se sono 3. Ma ha sentito o ha letto? Perché prima diceva di aver letto il documento, dopo mi dice che ha sentito... Allora, questo cioè, no, ho sentito 60. stasera 48, no, 18, chiedo scusa. 18. Allora, questo è il testo di Calderoli ante Consiglio dei Ministri. E io l'ho emendato, l'ho corretto con gli emendamenti fatti dal Consiglio dei Ministri, che hanno stravolto una cosa che già era acqua fresca, adesso è stravolto completamente. Perché comunque dice premesso che, non toccando che, considerato che, giù non si tocca niente, se vuoi più attribuzioni di maggiori competenze, il residuo fiscale rimane tale per cui devi far di più con gli stessi soldi che hai. E ripeto, se anche passasse e non passerà, anzi ci metteranno 7 anni a determinare i LEP, se anche dovesse passare il discorso di LEP, quando è il momento di chiusura, che a Roma le Camere riunite votano, non si troverà la maggioranza di 50+1, perché la lobby del Sud farà un'altra volta ancora lobby. Ecco, io sono qua, direttore, se vuole fra 10 anni ci ritroviamo qua e vediamo chi avrà ragione tra noi 6 stasera. Io volevo chiederle semplicemente una cosa, per capire, perché poi devo capire come funzionano le cose. Cioè, come si fa a presentare un emendamento in Consiglio dei Ministri? No, emendato, no emendamento. Emendato è una parola in italiano che significa modificare e emendare. Sì, però vuol dire che c'è un testo depositato, per cui c'è qualcuno che presenta gli emendamenti. Calderoli ha portato questo ed è uscito quell'altro. Sono diventati 10 articoli rispetto che io anziché ristampare ho corretto per vedere esattamente dove è stato modificato. E dice che se per caso i LEP comportassero maggiori spese non si fanno i LEP. Comunque se vogliamo citare il governatore Zaia, solo i pessimisti non fanno fortuna. Quindi nella sua ottica, per cui tanto comunque non cambia mai niente. Adesso vi dico una cosa. Adesso Barasco, dico una cosa. Adesso dico una cosa. Direttore, ti rubo 3 secondi. Allora, quando insegnavo, vorrei spiegare quella parte là, perché quella parte là è una parte che ha voluto anche Calderoli. Il fatto guarda che Calderoli l'ho frequentato più io di te, se ci mettiamo un attimino, Allora, è più amico mio tuo? No, l'ho frequentato per motivi di servizio nel 2009 quando stavamo facendo il federalismo fiscale. Adesso è molto più vicino al Partito Democratico. Io volevo fare più... Allora, chiuda e poi sentiamo Boff. Io anni fa ho insegnato fino a 5 anni fa, un giorno da Parma, voi sapete che i registri vengono da Parma, Spaggiari di Parma, quelli con la copertina celeste, no? Di scuola, quelli di classe. Vengono 2 colleghe per fare della formazione. A tavola dicono, voi avete Cacciari che è bravo. E io ho detto, scusa un attimo, puoi dirmi che è brutto, che è bello, che è simpatico, che è antipatico, ma come fai a dire che è bravo tu da Parma? Lo dicono tutti. Capito? Come si creano i miti? Lo dicono tutti. E non faccio altri nomi. Quello che è mancato dopo il 98% e rotti del 60%, quello che è mancato dopo è stato il passo successivo, cioè colui che aveva ricevuto la delega doveva avere un determinato comportamento che non ha avuto. Solo questo, perché fossimo stati in Catalogna non saremmo in questa condizione. Se io do la delega, se il 98,8% di veneti che voto ti danno una delega, tu quella delega la devi prendere in mano. E questo è l'anello, più di quello che ha fatto. Diciamo che il re è nudo, e questo è l'anello che è mancato. L'anello che è mancato è la presa in mano della delega. È andato a buon fine una perché battaglia come diceva quell'altro, se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può comprare, non se lo può dare il coraggio se non ce l'ha. La verità è che probabilmente è stato leghista finché ti ha fatto comodo, adesso non ti fa più comodo e quindi hai deciso di... Sai perché mi hanno espulso? Perché ho fischiato a sei Pontida. d'accordo con la sinistra? Ma cosa stai dicendo? L'hai detto tu. Sono d'accordo con tutti gli esponenti di sinistra che hanno parlato stasera. Ho detto che sono d'accordo anche con Palazzo, se è per questo. Sto dicendo una cosa. Sì. Allora, parliamoci chiaro. Cosa è mancato
Perché sono passati 1900? No, perché sono passati 1930 giorni e non 30 giorni? Perché chi ha ricevuto un po' di delega non l'ha raccolta. Diciamo che il re è nudo, non ha avuto il coraggio di prendere in mano quella delega. Punto. Tutto il resto è tempo perso, compreso il fatto che io non ho detto che è una buffonata questo decreto legge, sto dicendo che non passerà mai perché l'ultimo passaggio che si fa a Roma non riuscirà mai a raggiungere il 50+1 dei voti. Allora, e l'ho spiegato anche perché. Allora. E quindi allora stiamo illudendo, stasera stiamo illudendo più di una persona che crede che un decreto presentato sia legge. Non lo diciamo anche che Zaia è stato lasciato anche un po' solo. Certo, no, sì, non è che è stato aiutato molto. Per esempio Salvini adesso parla di autonomia, per 5 anni non ne ha parlato. Non abbiamo porte scomode, direttore, diciamo le cose come stanno. Certo. Allora qui chiudiamo con due commercialisti, li abbiamo qui perché Pierangelo Dal Zotto è un commercialista e anche Massimo Venturato. I commercialisti sono un po' anche un barometro dell'economia di un paese, no? Lei dal suo osservatorio cosa vede anche in base a quella che è la vostra attività? Ma vedo situazioni a pelle di leopardo, a macchia di leopardo in questo momento. Ci sono delle realtà che funzionano molto, altre che funzionerebbero se, come dice Jacopo, ci fosse la possibilità di. E noi siamo un paese un po' particolare, nel senso che è passata la moda che devi laurearti magari in sociologia, magari in filosofia, ma fare l'idraulico, fare il ristoratore, fare qualsiasi lavoro manuale ma creativo. Io poi insegnavo in un alberghiero, quindi vedevo i cuochi, vedevo i pasticcelli, vedevo gente che creava con le mani. E in questo paese chi crea con le mani è visto in qualche maniera non bene. E vanno invece altre realtà che tu diresti che così come fanno ad andare in questo momento. È lo specchio del paese. In più da aggiungere che la gente è ancora un po', come dire, disorientata da quello che è successo negli ultimi 2 o 3 anni. Per cui nervosismo, apprensione, stati danni. Io ho una collega, consulente del lavoro, con la quale lavoro, che ha come clienti due psicologhe e dice che stanno andando loro via di testa per il troppo lavoro, perché tutti quanti hanno difficoltà e si rivolgono allo psicologo. Poi, chiudo con una battuta, come diceva Gianni Cestaro, che è un collega di Spinea, diceva: noi commercialisti fra poco ci portano anche gli esami del sangue, perché qualsiasi cosa ti diano va daga il commercialista, no? Allora verranno fra poco anche con gli esami del sangue. Ecco. Comunque è un mestiere, come tutti i mestieri intellettuali, credo, che è stato svilito dal tempo che è passato, nel senso che noi siamo dipendenti a costo zero dell'Agenzia delle Entrate, perché facciamo tutto noi a costo zero.